Presso la questura di Agrigento è stata inaugurata oggi la Sala Iside, uno spazio dedicato all'ascolto, all'accoglienza delle persone che si rivolgono alla Polizia di Stato in condizioni di particolare fragilità. L'iniziativa è effettuata grazie alla fattiva collaborazione del Lions Club Agrigento Caramonte, presente anche il prefetto di Agrigento Caccamo. Sì, oggi grazie al Club Service Lions di Agrigento abbiamo inaugurato questa stanza, la Sala Iside, dedicata a quelle che sono tutte le vittime di reati particolarmente importanti e sensibili, perciò i codici rossi e naturalmente tutte quelle che sono vittime di violenza, minori, donne. Per noi è un momento molto importante perché riuscire ad avere l'attenzione da parte di una componente della società civile che si rende conto di un bisogno di una forza di polizia nel creare un ambiente che possa dare quel conforto e quella sicurezza che permetta alla vittima di aprirsi e riuscire a dare per noi un duplice risultato, che è non soltanto quello di perseguire coloro i quali hanno commesso un determinato reato, ma anche dare l'opportunità attraverso l'ascolto, attraverso la possibilità di apertura della vittima, di capire qual è il percorso di protezione più adatto per affrontare quella situazione. Sono reati estremamente importanti per noi e non soltanto per il legislatore. Il legislatore comunque ha dato moltissimi strumenti, non soltanto da un punto di vista di persecuzione del reato, ma anche, diciamo così, di protezione anche anticipata, e questo è qualcosa che parte da qualunque forza di polizia, perciò non solo Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, ma tutte le forze di polizia, e poi molti di questi strumenti diventano uno strumento per il questore nell'emanazione di quelle che sono le misure che poi attraverso provvedimenti questorili possono essere indirizzate proprio all'indirizzo di coloro i quali hanno dei comportamenti assolutamente riprovevoli proprio nei confronti delle fasce più deboli. Parliamo sicuramente di donne, parliamo sicuramente di minori, parliamo soprattutto di reati che si sviluppano molto spesso anche in ambiente familiare, perciò l'approccio che deve essere dato al contrasto è un approccio direi quasi olistico, che non può assolutamente rimanere ancorato al semplice rapporto reato-punizione. Perfetto, sulla scia del protocollo intesa firmato qualche settimana fa in prefettura, oggi un ulteriore passo avanti con l'inaugurazione di questa stanza alla questura. Sì, e questo è un altro tassello, come ho detto, che si aggiunge a un percorso che è già ben collaudato con tutte le forze in campo. Con la provincia di Agrigento dà dimostrazione ancora una volta che è molto sensibile al fenomeno della violenza di genere, quindi oggi questo è un risultato concreto che si dà al territorio, alla comunità agrigentina. Come è stato detto, ecco, un tassello che si aggiunge anche a un protocollo che è stato siglato appena il mese scorso anche in prefettura, che ha visto coinvolte tutte le componenti sul territorio, quindi istituzionale e società civile. Quindi con i club service, oggi con Lions Club, si è realizzato anche un ulteriore passo in avanti. Ecco, io quando rappresento che il fenomeno è presente sul territorio, è presente proprio perché lo registriamo, come appena detto il questore, a seguito delle denunce che vengono prodotte presso gli uffici di polizia. Quindi questo, ecco, ci rende ben consapevoli che il lavoro che è stato fatto è un lavoro che ha dato risultati e quindi pienamente efficace. Antonella Gallo Carrabba, presente oggi come telefono aiuto ma anche come componente del Lions, una stanza che serve, diciamo, ad uno scopo importante. Però le volevo chiedere, ecco, lei che fa telefono ascolto, sono aumentate le denunce, il sommerso viene un po' alla luce?
Sì, oggi la sala Iside ha appunto lo scopo, quello di aiutare le donne a far emergere il sommerso. Quindi a volte, come ha detto poco fa il signor Questore, non sono i numeri che ci danno l'importanza del fenomeno, ma sono le denunce, sono i momenti in cui le donne prendono coscienza e consapevolezza di essere vittima di violenza. E Sala Iside ha appunto questo compito, quello cioè di aiutare le donne ad essere ascoltate, finalmente a raccontare e a prendere il coraggio di dire no alla violenza. Importante, di tangibile per la nostra comunità, perché oggi non stiamo inaugurando soltanto una stanza, ma un luogo di dignità, di accoglienza e di speranza. Perché questa stanza nasce per stare accanto alle donne che hanno avuto il coraggio di chiedere aiuto, perché in questi momenti di fragilità, di dolore, nessuna donna deve rimanere da sola. È un luogo, è uno spazio dove non è solo arredo o mura, è un luogo dove la donna che riesce a denunciare finalmente possa trovare protezione, ascolto e speranza. E anche se una sola donna, varcando questa soglia, riesce ad avere fiducia nel suo futuro, a ricominciare una vita, questa stanza ha ottenuto il suo più alto obiettivo. E un grazie, come diceva il Questore, ma anche a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, perché ogni giorno con professionalità, con sensibilità e con profonda umanità sono il punto di riferimento di chi cerca sicurezza e giustizia. Io concludo dicendo che la violenza tende a sottrarre libertà e dignità. Noi abbiamo il dovere di applicare l'operazione opposta, sommare vicinanza, sommare ascolto e moltiplicare opportunità. E ricordiamoci, tutti ci dobbiamo ricordare che il valore di una donna è una costante che nessuno mai può cancellare.